Buonasera a tutti, grazie per il vostro intervento. Oggi abbiamo il piacere di avere come relatrice, la dottoressa Laura Cancedda. La dottoressa Cancedda si è laureata a Genova in chimica e tecnologie farmaceutiche, poi però rapidamente ha lasciato Genova e se n'è andata a Pisa, dove ha fatto il dottorato nella Scuola Normale Superiore di Pisa sotto la guida di un neurofisiologo abbastanza conosciuto che è Lamberto Maffei. Per chi lavora in questo campo è un nome noto. La dottoressa Canceda attualmente è all'Istituto Italiano di Tecnologia, dove è team leader, e però ha avuto una carriera diciamo internazionale, perché dopo il dottorato a Pisa se n'è andata all'Università di Berkeley in California, dove è stata per un po' di anni, dopodiché è ritornata in Europa e poi è entrata in Italia e poi è entrata all'ITI, dove è tuttora. Si è occupata e si occupa essenzialmente di neurofisiologia, di studio dei meccanismi di rilascio dei neurotrasmettitori, utilizza tecniche molto innovative come la trasfezione, l'elettroporazione in vivo, in utero e così via, quindi tutta una serie di tecniche che in neurofisiologia sono oramai diciamo comuni e utilizzate in maniera molto proficua. La dottoressa Cancedda, spero prossima professoressa magari da qualche parte, ha una serie di pubblicazioni non da poco. Nel 2024 ne ha pubblicato già 4-5, ma su riviste direi di livello elevatissimo, una rivista Neuron, Science, Science Advances, no? Quest'anno è stato un anno buono, no, però sono andato a guardare anche il 2023, mi sembra che non sia andato tanto male, no? Bene, oggi è un'altra cosa, un'innovazione. La dottoressa Concenda, oltre che fare ricerca all'IT, a un certo punto ha deciso di diventare anche imprenditrice e quindi ha creato una startup, si dice, sì, giusto? Una startup che si chiama Yama, e poi tu spiegherai cosa, che cos'è, poi ne parli. Quindi una startup e quindi è diventata anche, diciamo, oltre che ricercatrice, un'imprenditrice, non solo di se stessa, ma penso che ci siano altre persone nel gruppo, no? Se mi ricordo bene. Bene, io direi che ti diamo la parola e ci sentiamo, ti ascoltiamo con estrema attenzione e piacere. Prego. Benissimo, grazie mille dell'invito, grazie mille di essere qua, sono veramente contentissima. Vedo che siamo tutti belli vicini e intimi, quindi se avete domande interrompetemi quando volete. Allora, inizierò questa presentazione dicendo, subito mettendo le mani avanti e dicendo che non sono un medico, quindi sono una ricercatrice, ho sempre fatto ricerca di base, sono una persona che lavora in laboratorio tutti i giorni, tipo quelli che ti immagini che non escono mai, stanno sempre, sono io, e lavoro sui topi, quindi non sull'umano, ma su topi. In realtà adesso qualche esperimento anche su tessuti umani lo facciamo, ma poi ve lo spiego. Comunque, in generale, su modelli preclinici. Allora, oggi vi racconterò appunto la strada che abbiamo fatto, che parte proprio dalla ricerca di base, quindi quella ricerca che si fa per il puro piacere della conoscenza. Questo è proprio l'imprinting che ho avuto alla scuola normale, dove ci sono tutti questi intellettuali che proprio si nutrono di conoscenza, fino ad arrivare a qualcosa che possa avere applicazioni traslazionali, dove per traslazionale si legga dai modelli preclinici, quindi i sistemi in vitro, appunto gli animali, fino a traslare, quindi a muoversi, ad arrivare ad applicazioni che potrebbero interessare l'uomo. Come vedete dall'immagine la strada
non è stata corta, non è stata dritta, ma lunga e tortuosa. Allora è cominciato tutto, e questo è vero, è veramente cominciato tutto nel 2010. Quando io ero all'ITI da qualche anno, iniziavo ad avere qualche risultato e mi hanno invitato a Pisa a fare un seminario tipo questo, ma in ambito scientifico, dove descrivessi un po' quello che stavo facendo. Ovviamente io ero un po' agitata perché Pisa è dove ho fatto il dottorato, perché c'erano tutti quelli della scuola normale, e allora ho deciso di andare veramente sul sicuro, perché quando uno all'inizio è sempre molto agitato quando dà i talk, e fare proprio un seminario di quelli non classico, di più che classico. E quindi ho detto, vabbè, vi parlo in generale di come funziona il cervello, del fatto che il cervello per funzionare bene ha bisogno di un equilibrio tra eccitazione neuronale e inibizione neuronale perfetto, perché se c'è un cervello che è troppo eccitato si possono avere patologie tipo l'epilessia, che è caratterizzata da una sovraeccitazione del cervello, e se si ha un cervello invece troppo inibito, si sarà un po' più rallentati, con problemi di apprendimento e memoria, un po' più lenti, un po' più addormentati e così via. Quindi il cervello adulto, per funzionare bene, ha bisogno proprio di un equilibrio perfetto tra eccitazione e inibizione. In più dissi che l'eccitazione è portata avanti da un neurotrasmettitore che di sicuro avrete sentito e si chiama glutammato. Quindi quando i neuroni rilasciano glutammato si parlano in maniera eccitatoria, ma tutto questo flusso di informazione è un pochino fermato da un altro trasmettitore inibitorio che si chiama GABA. Quindi, se uno lo volesse vedere in maniera semplice, uno potrebbe pensare a questo influsso di informazione, semaforo verde, portato avanti dal glutammato e poi un pochino frenato per non raggiungere stati di tipo epilettico o comunque troppa eccitazione dal neurotrasmettitore GABA. Quindi glutammato, informazione, GABA, un po' di freno. Poi dissi che abbiamo detto il cervello maturo per funzionare bene ha bisogno di GABA e glutammato in un buon equilibrio, ma si sa che il cervello durante lo sviluppo, in cui appunto si devono formare nuovi neuroni, nuove connessioni, nuove sinapsi, si sa che ha bisogno di un pochino più di eccitazione rispetto all'inibizione. E si sa anche che questo durante lo sviluppo, quindi i primi anni della vita postnatale nell'uomo e le prime 2 settimane di vita postnatale nel topo, il GABA, quindi quello che vi ho detto essere l'inibizione, non è inibitorio, ma contribuisce all'eccitazione. Quindi nel cervello durante lo sviluppo c'è più eccitazione portata avanti giusto appunto da GABA insieme a glutammato per fare in modo che il cervello si sviluppi meglio. Questo, e lo dissi a quella conferenza, si sa che è dovuto al fatto che c'è un trasportatore del cloro che si chiama NKCC1, mettetelo bene in testa perché poi lo sentiremo tante volte, che è il responsabile di cambiare il GABA da inibitorio ad eccitatorio. Quindi, durante lo sviluppo, in cui il GABA abbiamo visto svolge una funzione eccitatoria, c'è tanto NKCC1. Nell'adulto c'è invece il GABA inibitorio e c'è poco NKCC1. Dissi anche a quella conferenza che c'è un farmaco che si chiama bumetanide, che è un farmaco approvato per essere un diuretico, è stato usato per 50 anni come un diuretico molto forte, che si sa inibire, quindi bloccare la funzione di NKCC1 e si sa, e noi lo sappiamo perché lo usiamo in laboratorio praticamente tutti i giorni, si sa che se si trattano dei neuroni giovani con bumetanide, quindi
si inibisce la funzione di questo troppo NKCC1 che hanno i neuroni giovani, si arriva al GABA inibitorio e all'adulto. Chiaro? Ok. Allora, di nuovo, anche fosse chiaro ve lo ridico. Adulto, GABA inibitorio perché c'è poco NKCC1. Giovane, c'è GABA eccitatorio perché c'è tanto NKCC1. Io posso cambiare le cose da eccitatorio a inibitorio bloccando il canale con un farmaco che è un diuretico. E questo noi lo sapevamo dalle esperienze in laboratorio. Poi conclusi il mio talk, il mio seminario, dicendo come si faceva ai tempi, perché ai tempi la ricerca traslazionale non si faceva tanto, però amavamo moltissimo dire che quello che facevamo di ricerca di base magari un giorno avrebbe trovato applicazioni potenziali, quindi ogni volta che si dava un seminario si concludeva con questo così un pizzico di speranza che quello che facevamo di ricerca proprio di base un giorno sarebbe potuto essere importante. E quindi dissi, perfettamente in linea con il tempo, che c'erano tantissime malattie caratterizzate da il GABA che non funziona tanto bene e quindi le persone, i ricercatori futuri un giorno, avrebbero dovuto pensare a questo canale e possibilmente anche questo farmaco per bloccarlo e cercare di rimettere a posto il GABA. E chiusi lì il mio talk. Quel giorno però fui molto molto fortunata perché magari chi non è stato un accademico forse non lo sa, ma chi lo è stato lo sa e comunque ve lo dico io. Quando uno all'inizio è giovane, ma anche quando non è tanto giovane, e deve dare dei seminari, quello che succede è che in una situazione del genere, chi dà il seminario prima ascolta molto bene quello che parlerà dopo, perché una volta che io do il mio seminario, sono bello tranquillo, mi siedo lì e ascolto. Quel giorno invece Alessandro Sale, che dava il seminario dopo di me, non ascoltò niente di quello che dissi io. E praticamente, non lo so, magari era seduto lì che ripensava il suo seminario, non lo so, ma zero, non sentì proprio nulla. Mentre io ascoltai molto bene quello che disse lui. E cosa disse? Disse che la sindrome di Down è causata dalla triplicazione di tutto o parte del cromosoma 21, questo lo sapevo, che praticamente tutte le persone con sindrome di Down sono caratterizzate da problemi di tipo di apprendimento e memoria, questo lo sapevo in parte, ma soprattutto disse che al tempo, ed è vero anche adesso, non c'erano e non ci sono farmaci approvati per recuperare le capacità di apprendimento in memoria delle persone con la sindrome di Down. Seppure che c'era un modello animale molto predittivo e molto affidabile rispetto ai sintomi delle persone con la sindrome di Down, che infatti presentava replicazione di una serie di geni che sono sull'uomo nel cromosoma 21 e sul topo su altri cromosomi. Quindi il modello era affidabile più che altro perché la sindrome di Down è una delle poche condizioni del neurosviluppo di cui si sa la causa e quindi si può fare un adeguato modello animale. E questo animale aveva problemi di apprendimento e memoria, aveva un'aumentata suscettibilità alle crisi epilettiche, era iperattivo, aveva tanta ansia. Quindi molto bene perché le persone con la sindrome di Down hanno queste caratteristiche. E qui c'è un elenco. Il topo è anche più piccolo, come le persone con la sindrome di Down, ha delle alterazioni proprio dello scheletro cranio-facciale e poi tutti questi problemi che vi ho detto. E ripeto, aumentata suscettibilità alle crisi epilettiche, ansia e ipercinesi. Quindi a quel punto lui disse un'altra cosa che il modello animale ci ha detto è che uno di questi geni triplicati porta alla nascita di troppi neuroni che rilasciano GABA. Quindi, in teoria, troppi neuroni inibitori. E quindi
la visione corrente al tempo era che i problemi di apprendimento e memoria in questi topi fossero dovuti al fatto, come vi ho detto, che il cervello non funzionava tanto bene perché essendoci troppi neuroni che rilasciano GABA, c'era troppa inibizione. Tutte le volte che abbiamo uno scompenso di questo tipo, allora ci sono dei problemi nel funzionamento del cervello. Allora, io sentii questa cosa, peccato che qualcosa non mi tornava, perché non bisogna proprio essere un esperto di GABA, basta quello che vi ho detto io, che viene in mente che qualcosa non torna, perché Alessandra aveva detto c'è troppo GABA, quindi c'è troppa inibizione, e poi gli animali hanno epilessia, che vi ho detto è il contrario. Ipercinesi si muovono troppo e intuitivamente uno ci può arrivare che ci sono dei problemi di eccitazione. Ansia, che chiaramente è qualcosa che dipende da troppa eccitazione. Insomma, eravamo di fronte a un paradosso. Troppo GABA e troppa eccitazione. Qualcosa non tornava. Allora, però ho pensato, ma sai mica che gli animali adulti con la sindrome di Down invece di avere il GABA inibitorio, sono come gli animali piccoli, quindi hanno il GABA eccitatorio. È possibile questa cosa? E allora, ovviamente, il pensiero è diventato, sì, magari i problemi cognitivi sono dovuti a un squilibrio tra eccitazione e inibizione, però non perché c'è troppa inibizione, ma perché c'è troppo GABA, ma perché questo troppo GABA, invece di essere inibitorio, è eccitatorio. C'è un modo per provarlo, si chiamano registrazioni elettrofisiologiche, come è stato detto, quindi proprio si prendono fettine di cervello di questi animali con la sindrome di Down e si vanno ad ascoltare con degli elettrodi, sostanzialmente mentre i neuroni comunicano tra di loro, quindi mentre parlano. Questi sono dei tracciati in cui vedete ognuno di queste stanghette qua è come se fosse un evento in cui i neuroni parlano. E già si vede che gli animali con la sindrome di Down parlano più spesso e volentieri di quelli senza sindrome di Down, i neuroni. In più, dimostriamo che quando si dà il GABA alla fettina, chiaramente gli animali senza sindrome di Down, se gli dai il GABA, i neuroni smettono di parlare, mentre se lo si dava agli animali con la sindrome di Down parlavano tantissimo. Cosa interessante è che trattando queste fettine con GABA più bumetanide, che è il farmaco che si sa inibisce NKCC1, che è quello responsabile per far diventare il GABA eccitatorio, si poteva recuperare completamente il comportamento del GABA che è inibitorio. Quindi a questo punto ovviamente eravamo tutti molto contenti e abbiamo detto, beh, se i problemi cognitivi degli animali con la sindrome di Down dipendono da questo squilibrio tra eccitazione e inibizione, se io li tratto e gli do bumetanide, che inibisce anche CC1, NKCC1, allora dovrei essere capace di recuperare apprendimento e memoria in questi animali. Benissimo. Prima domanda è, ma io come lo misuro? Apprendimento e memoria in dei topi. Allora, in realtà non è difficilissimo. Qua c'è un video, se lo potete far partire. Praticamente quello che si fa è si prende un animale, lo si prende dalla gabbia, lo si mette in un'arena dove l'animale trova due oggetti e come vedete l'animale è curioso e esplora entrambi gli oggetti. Poi si prende lo stesso animale, lo si mette nella gabbia e 24 ore dopo, quindi il giorno dopo, si prende lo stesso animale, la stessa arena, gli stessi due oggetti, però si cambia la posizione di uno dei due oggetti. Adesso quello che succede è che un topo che si ricorda quello che è successo il giorno prima e quindi dove erano i due oggetti, esplorerà di più l'oggetto che è stato mosso. Un topo che non si ricorda quello che è successo il giorno prima esplorerà i due oggetti nello stesso modo. Quindi, come vedete qua, gli animali con sindrome di Down, che sono questi, qua leggete indice di apprendimento, in questo test qui hanno delle performance molto basse. Però, se noi li trattiamo con bumetanide e quindi recuperiamo il GABA dall'essere eccitatorio, lo facciamo diventare di nuovo inibitorio, si ha un recupero completo dell'indice di apprendimento e memoria, dimostrando quindi, uno, che il GABA eccitatorio negli animali con la sindrome di Down non fa tanto bene all'apprendimento e memoria, ma due, che bumetanide potrebbe essere, come si dice, riposizionato, quindi usato non come diuretico,
ma usato come farmaco per aumentare l'apprendimento e la memoria in persone con sindrome di Down. Tutto questo ci abbiamo messo 5 anni per dimostrarlo. A quel punto la cosa si faceva interessante, però prima di andare, traslare, come adesso sappiamo, dal topo all'uomo, dovevamo avere idea di come, cioè di vedere se questa cosa di NKCC1, che era più presente nel topo, se fosse vera anche nell'uomo. Quindi ci sono delle biobanche nel mondo che collezionano cervelli donati post mortem da persone con la sindrome di Down, e ci siamo fatti mandare questi cervelli, e su questi cervelli abbiamo visto se NKCC1 era più presente come è nel topo. Quindi quando vedete qua questa bandina più nera vuol dire che c'è più NKCC1. Quindi abbiamo fatto lo stesso esperimento nei tessuti umani e, come vedete qua, nelle persone con la sindrome di Down abbiamo visto che ce n'era di più. Quindi è indicare che possibilmente la stessa cosa era vera nel topo ma anche nell'uomo. Poi adesso ci sono tecniche ancora più raffinate che al tempo, quando abbiamo pubblicato, per la quale si possono prendere proprio delle cellule, per esempio della pelle, e li si può convincere in laboratorio a diventare neuroni. E anche in questi neuroni abbiamo dimostrato che c'è più NKCC1 e che il GABA, invece di essere inibitorio, è eccitatorio. Quindi, per fare questa piccola cosa sull'uomo, ci abbiamo messo 2 anni. Quindi a questo punto abbiamo pensato, vabbè, allora è vero, abbiamo almeno un'evidenza in uomo che si potrebbe traslare quello che vediamo nel topo anche nell'uomo, e si potrebbe appunto riposizionare bumetanide da forte diuretico a farmaco invece per trattare apprendimento e memoria nelle persone con la sindrome di Down. Adesso questo è una grandissima cosa che aumenta tantissimo la velocità e diminuisce i rischi, perché per sviluppare un farmaco da zero si sa che più o meno ci vogliono 2 miliardi, 2 miliardi e mezzo di euro e 15 anni. Mentre se si usa un farmaco riposizionato, invece di fare tutta la ricerca preclinica, la fase 1 si volontari sani, si può andare direttamente in fase 2, perché si sa che bumetanide, a parte essere un diuretico, è molto sicuro, e testarlo direttamente nelle persone. Quindi siamo andati a collaborare con dei medici, siamo andati al Bambino Gesù di Roma, abbiamo incontrato un team meraviglioso di persone super curiose e super aperte a provare nuovi farmaci, e quindi insieme al gruppo del dottor Vicari abbiamo organizzato un clinical trial di fase 2 che ha come obiettivo testare l'efficacia di bumetanide nel recupero delle capacità cognitive nella sindrome di Down. Questa cosa, per mettere su il trial, ci abbiamo messo 7 anni. C'era il Covid di mezzo, ma non è stato banale. A questo punto super felici, perché chi fa ricerca di base può mettere su in clinical trial già super felici. Però sapevamo da ricercatori che in realtà il riposizionamento di bumetanide ha un lato scuro. Bumetanide, abbiamo detto, è un forte diuretico che in Italia come farmaco da banco non si usa più, si usa solo negli ospedali per trattare l'insufficienza cardiaca congestizia, e quindi il fatto di usarlo per la sindrome di Down poteva dare dei problemi di quello proprio che si chiama adesione al trattamento, cioè la volontà che ha il paziente di prendere il farmaco. Adesso l'adesione al trattamento per farmaci salvavita ovviamente è altissima, perché se non lo prendi muori, però un farmaco per la sindrome di Down, e le persone con la sindrome di Down stanno bene, che tratta sintomi cognitivi, che quindi anche se non lo prendi, in realtà la tua salute proprio di sopravvivenza non succede niente, se è un forte diuretico si corre il rischio poi che le persone non lo prendano. E in più bumetanide non può essere usato al dosaggio migliore, perché essendo diuretico, se si va troppo alto col dosaggio, alla fine le persone non lo prendono più. Quindi benissimo come prova di concetto, però sappiamo che ci vorrà un farmaco migliore che blocchi NKCC1 nel cervello,
ma non sia diuretico. E perché bumetanide è diuretica? È diuretica perché c'è un canale molto simile, tanto simile che il nome è identico, solo che si chiama NKCC2 nel rene, che è quello della diuresi. Quindi fare un farmaco che blocchi NKCC1 ma non blocchi NKCC2 potrebbe essere un'idea molto interessante, perché permetterebbe di utilizzare questo farmaco ai dosaggi giusti e senza gli effetti collaterali della diuresi. Per questo ho la fortuna di lavorare all'Istituto Italiano di Tecnologia, dove c'è proprio un dipartimento che fa scoperta di farmaci. Abbiamo lavorato insieme proprio gomito a gomito col laboratorio del dottor Marco De Vivo all'IIT. Non è stato banale, abbiamo dovuto lavorare tantissimo per tantissimo tempo, ma abbiamo proprio messo su una piattaforma di scoperta per farmaci selettivi per NKCC1 che non blocchino NKCC2 e che quindi funzionino sul cervello ma che non siano diuretici. Di nuovo abbiamo lavorato tantissimo, però poi alla fine siamo riusciti ad arrivare a un farmaco selettivo, anche perché mentre lavoravamo è venuta fuori proprio la struttura, quindi la conformazione di NKCC1 e adesso il dottor De Vivo può fare sostanzialmente simulazioni al computer, anche utilizzando l'intelligenza artificiale, per vedere proprio dove i farmaci si legano nella tasca di NKCC1. Ovviamente potrete capire che questo rende tutto molto più veloce, perché si possono fare tantissimi prove simulate e poi quelle che vengono bene si testano in laboratorio. Quindi attraverso questo alla fine siamo riusciti ad ottenere una nuova classe di composti, vedete lì chiamata C6 e derivati, e lì in quella figura la metto sempre per far vedere come bumetanide e C6 siano proprio, si dice, nuove molecole. Nel senso che non è che abbiamo preso bumetanide, l'abbiamo cambiato un pochettino e l'abbiamo fatto diventare quello che volevamo. Siamo proprio partiti da una struttura completamente diversa. Adesso voi, come io al tempo, mi direte, ma perché? Bastava fare un pochino diverso bumetanide e si faceva prima. Vero, si sarebbe fatto prima, però il dottor De Vivo, che era un pochino più, come dire, abile di me a vedere un po' più in là i potenziali di nuove molecole, perché lui lo fa di lavoro, mi disse questa cosa, mi disse no, noi non possiamo fare un farmaco che è troppo simile a bumetanide, perché lo dobbiamo patentare, dobbiamo fare un brevetto. E io dissi, ma io del brevetto, venendo dalla scuola normale, ma io che me ne faccio? E lui mi disse, no, te ne fai, perché se non proteggi la tua idea e la tua nuova molecola con un brevetto, poi nessuna industria farmaceutica te lo comprerà e quindi il tuo farmaco rimane bello lì impresso sulle tue belle riviste accademiche, ma nessuno ci fa niente. Allora, ero un po' perplessa, ma perché io venivo da un mondo che quando io vado alla scuola normale dico, ah, ho fatto un brevetto, volevo fare una company. Mi guardano e mi dicono, ah, ma allora sei passata al lato scuro, vuoi fare i soldi? E io no, 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 ma perché mi hanno spiegato che se non fai il brevetto poi non vai avanti. Mentre di vivo, quando va alle conferenze, lo so perché io ci sono stata, nel suo mondo lui dice, ah, ho fatto un brevetto e penso di lanciare una company, tutti vanno, no, bellissimo, ma che bravo! E quindi, insomma, c'era un po' una cosa culturale da superare, ma l'abbiamo superata e per fare tutto questo, inclusi i ragionamenti, abbiamo speso 5 anni. A un certo punto abbiamo fatto questo nuovo farmaco, questo nuovo composto e l'abbiamo tostato sugli animali e come vedete qua un'altra cosa che abbiamo dovuto fare è testare se era attivo quando dato orale, perché un conto è fare un composto che funziona in laboratorio, un conto è fare un farmaco, perché un farmaco preferibilmente, molto preferibilmente deve essere funzionale quando preso orale,
cioè deve stare nel sangue abbastanza tempo, perché non è che glielo puoi dare in continuazione, quindi anche quello abbiamo imparato che un conto è un composto, un'altra cosa è un farmaco, però insomma l'abbiamo tostato gli animali ed è capace di recuperare i sintomi cognitivi. L'abbiamo testato per diuresi, ci sono delle gabbie proprio che raccolgono l'urina, è molto utile, e quindi abbiamo visto che non era diuretico, questo è il livello di diuresi con bumetanide. E per fare tutto questo, solo per testare il nuovo composto, ci abbiamo messo 3 anni. Alla fine però, mentre dopo tutto questo lavoro, è venuto fuori negli anni, 10 anni più o meno, che questo NKCCI1 poteva essere un target non solo per la sindrome di Down e per l'autismo, che erano praticamente i 2 studi usciti in parallelo, mio e del dottor Benarri sull'autismo, ma anche per tutta una serie di altre patologie del sistema nervoso centrali. È stato provato bumetanide in modelli animali di 21 diverse patologie e in studi di fase 2 in pazienti. Ci sono 32 studi clinici per 12 diversi disturbi, con dei risultati molto incoraggianti. Quindi a questo punto, essendo anche in IT, dove diciamo ci incoraggiavano parecchio a fare attività di trasferimento tecnologico, abbiamo detto va bene, proviamo a fare una startup. Yama, mi avete chiesto di spiegare il nome. Yara è mia figlia e Mattia è il figlio di Marco De Vivo, quindi è diventato Yara e Mattia. E questo per dirvi quanto ci teniamo e da dove viene proprio da dentro. Praticamente, mentre Marco ed io cercavamo fondi, che non è stato facile, i 2 studenti che hanno fatto il dottorato con noi, Annalisa nel mio laboratorio, e lei faceva gli esperimenti di biologia, e Marco Borgogno faceva proprio le molecole nel laboratorio di Marco De Vivo. Loro facevano la tesi e noi cercavamo soldi. Alla fine, dopo 12 anni dalla prima idea che abbiamo avuto, 7 anni dalla prima pubblicazione sulla ricerca di base, 2 anni dalla pubblicazione sul drug discovery e 3 anni di ricerca a fondi, veramente 3 anni molto duri, alla fine è nata una startup è nata Yama, una startup da 12 milioni, in cui hanno messo 2 fondi di investimento italiani. Adesso stiamo cercando un secondo round, perché le cose sono andate abbastanza bene, cioè molto bene, però ho paura a dirlo. E stiamo cercando quindi altri investimenti. Annalisa e Marco sono diventati il team leader della neurofarmacologia e il team leader del drug discovery, e lo dico perché ovviamente loro sono contentissimi. Dal loro progetto di dottorato è nata una company dove loro sono i capi della neurofarmacologia e del drug discovery, quindi proprio mi piace dirlo. Abbiamo un amministratore delegato e adesso la startup sta pagando IT per fare altra ricerca con quello che si chiama uno sponsor research agreement, e per fare tutta questa cosa e per testare adesso non si chiama più C6 ma si chiama Yama 6, il composto principale, per testarlo in tutti i modelli preclinici, topi, ratti, cani, fino ad essere approvati per poterlo provare nel clinical trial di fase 1 in volontari sani, ci sono solo voluti 1 anno e mezzo. Quindi rispetto a tutto il tempo che la ricerca, con i pochi fondi che abbiamo, ci abbiamo messo 10 anni, Yama con i suoi bei 12 milioni in 1 anno e mezzo ha portato il farmaco dalla fase preclinica alla fase clinica, quindi i soldi a volte aiutano, in queste cose aiutano tantissimo. Quindi questo è solo per farvi vedere che veramente siamo nella fase clinica, ci sono volontari sani che stanno prendendo il farmaco e la cosa si concluderà tra non tanti mesi. Adesso per contratto non posso dire come sta andando, però tra 1 anno avremo i risultati. Quindi oggi vi ho raccontato della strada lunga e tortuosa
che è iniziata a settembre del 2010. Da un'ipotesi sbagliata abbiamo formulato un'altra ipotesi, abbiamo fatto del lavoro sperimentale, poi altro lavoro sperimentale e la prima pubblicazione. Poi abbiamo iniziato la collaborazione con il Drug Discovery, fatto un pochino di altro lavoro sperimentale, poi altro lavoro sperimentale e abbiamo fatto la seconda pubblicazione, quella che presentava il farmaco, anzi il composto al tempo. E poi abbiamo iniziato la raccolta fondi, poi altra raccolta fondi, poi altra raccolta fondi, poi altra raccolta fondi che non è stato facile e poi alla fine nel dicembre del 2022, quindi 12 anni dopo, è nata Yama. Nel momento in cui Yama è nata, ci siamo subito resi conto che non eravamo alla fine della strada, ma all'inizio di un'altra strada nuova, sempre lunga e sempre tortuosa. Sappiamo dove vogliamo arrivare e quello che c'è in mezzo lo stiamo scoprendo ogni giorno. Quindi prima di concludere volevo condividere con voi proprio delle immagini che hanno acquisito i miei ragazzi. Sì, delle immagini che hanno acquisito i miei ragazzi al microscopio e poi hanno un po' ritoccato come se fossero delle opere d'arte. Questo è neuroni liquidi, questo è fulmine di notte, questo è foresta cerebrale, Bio-Kandinsky, questo è uno dei miei preferiti, neuroni su tela, il bacio della neurogenesi e barriera corallina. Quindi, se vi devo lasciare con una morale della favola, allora vi direi che anche la ricerca di base ha almeno il potenziale per influenzare la vita dei pazienti, come il nostro clinical trial per il riposizionamento di bumetanide e la startup per adesso stanno dimostrando almeno il potenziale ce l'hanno. Poi che viaggiare apre la mente, che per tutto in scienza, ma forse in generale, ci vuole tempo e che le neuroscienze sono bellissime. Questi sono tutti i ragazzi che hanno fatto il lavoro anche durante il tempo, Annalisa, Marco e Marco De Vivo. Questi sono gli sponsor e vi ringrazio e se avete domande sono qui. Grazie. Grazie per questa brillante esposizione. Devo dire, il cammino è lungo, però i risultati non sono stati male, no? Per adesso. Ma Yama l'avete brevettato, sì. Ah, ok. Allora, bene. Questo è un classico esempio di passaggio, come ha detto la dottoressa Canceda, passaggio dalla ricerca di base alla ricerca applicata, e questo è uno dei tanti modi, forse uno dei modi più efficienti per poter andare avanti nella ricerca. È uno dei modi che richiede una interazione, sapersi anche mentalmente forse adattare a un comportamento semplicemente di ricercatore di base in laboratorio che pensa, come diceva Laura, solo alle proprie ricerche, e però fare anche qualcosa di più, qualcosa di imprenditoriale, di imprenditore. E questo non è facile e non è da tutti. Comunque, complimenti, questo è un esempio interessante. Se avete domande, siamo qua. Molto bene. Io ho fatto 2 aziende, quindi so che cosa sta combinando. Prima una curiosità, cosa vuol dire GABA? Che mi mancava perché dicevo. Ok, è una molecola. La prossima volta ci mette una molecola di fianco al GABA, così capiamo benissimo. Poi volevo capire, con l'IT, voi usate il laboratorio dell'IT in questo momento o poi farete i vostri uscendo in un altro edificio? Ok, per questo tipo di allora, altre startup in IT si sono andate
Sì, altre startup di IT si sono aperti laboratori. Per quello che riguarda il campo biologia, questa cosa non è possibile proprio da un punto di vista né logistico, perché noi lavoriamo con animali, ci vuole lo stalbularia, e soprattutto poi per Yama, che avrebbe bisogno di laboratori di chimica e laboratori di biologia, è impossibile. Quindi voi quello che siete si fa- all'interno dell'IT. Quindi quello che si fa è si paga proprio, cioè l'azienda paga sponsorizza la ricerca di IT Vabbè, con del denaro. denaro, e quindi una parte di ricerca poi viene fatta lì. E poi tutto quello che viene trovato a livello di proprietà intellettuale viene ripartito tra azienda e IT. E l'IT. E quanti dipendenti avete in questo momento? Dipendenti o collaboratori? Adesso sì, allora ci sono i due ragazzi che erano prima IT, che sono proprio dipendenti di Yama, 100% di tempo in Yama. Poi abbiamo un Chief Medical Officer, quindi un clinico che disegna il clinical trial e guarda che tutto vada bene, che è di nuovo pagato direttamente da Yama. Poi c'è il CEO direttamente su Yama, quindi sono 4 persone. E poi c'è l'accordo di ricerca con IT, dove ci sono dei collaboratori che vengono pagati da Yama e lavorano in IT, e ci sono adesso tipo 7 persone che lavorano. Quindi avete già una bella dimensione. Sì. Complimenti. Grazie. Auguri. Vediamo. Altre domande? No, complimenti veramente, Grazie. tantissimi. No, io sono rimasto affascinato, perché sono un chimico, quindi, su quel design di farmaci, no? Sì. E questi studi che si fanno sono veramente all'avanguardia. Sì. E poi niente, capisco che non puoi dirci di più perché il tempo è disponibile, però sarebbe piaciuto sapere qualcosa di più, come avete cominciato a lavorare su una certa molecola e poi che siete andati avanti sostanzialmente. Allora, praticamente all'inizio si faceva quello che si chiama ligand based, cioè basato proprio all'inizio non avevamo la struttura di NKCC1, quindi proprio guardando bumetanide si è iniziato a dire: ah, secondo me questo gruppo, bah, proviamo a levarlo, vediamo che succede, e perdevamo l'attività, quindi niente. Poi un altro gruppo, questo qua si può levare, ma sì, questo sì, ok, allora non lo facciamo. E quindi all'inizio in realtà il nostro, devo dire la verità, in questa cosa il gruppo di Vivo è veramente stato cioè, super. Il nostro nuovo farmaco è una nuova classe, però è un po' tipo il gioco delle 3 carte, cioè poi alla fine tutti gli ingredienti di bumetanide ci sono, ma arrangiati in una maniera che è una nuova classe chimica. Poi adesso invece con la struttura è molto più facile, perché si sa esattamente dove si lega il bumetanide, quindi poi si paragona al nostro nuovo farmaco, e quindi lì proprio si disegna al computer, cioè si dice: se io ci metto questo gruppo qua, che succede? Il computer ti dice: no, allora provi di là, provi di là, provi di là, provi di là. E quindi adesso è molto più facile, però all'inizio era chimica proprio di quella classica. Sì, perché appunto è proprio la chimica classica, cioè quando disegni una molecola, poi in laboratorio vedere di sintetizzarla, lì avrete penato moltissimo, penso, perché la parte interessante. Quindi si va molto più veloci. Grazie. Sì. Anche da parte mia complimenti, perché sei stata chiarissima. Grazie. Proprio è stato fascinoso proprio vedere le cose, quello che avete fatto, il lavoro che avete fatto. Per la strada è tortuosa, e si è visto chiaramente, anche se siete a buon punto, penso che ci sia ancora una lunga strada davanti. Io ho una curiosità un po' del tutto profana. Se, come spero, le cose andranno a buon fine, quindi potrà esserci la sperimentazione sul Down, sulla persona, ma si pensa che questo, diciamo, recupero cognitivo possa essere fatto nella fase di sviluppo per la persona o in quello che oramai è già una persona adulta già assodata? Allora, questa è una domanda molto interessante. Allora, praticamente per quello che riguarda la sindrome di Down, che è veramente da dove viene, poi Yama sta facendo delle altre scelte, ma parliamo della sindrome di Down. Per quello che riguarda la sindrome di Down, allora, quello che noi abbiamo visto sui topi è che questo farmaco, sia bumetanide che Yama e che C6,
sono in grado di recuperare le capacità cognitive anche in animali adulti. Adesso, quello che non recuperano è l'aumentata suscettibilità alle crisi epilettiche e non recuperano l'ansia e non recupera l'iperattività. Allora un sacco di volte mi è stato chiesto e ci abbiamo pensato parecchio, crediamo che si riesca a recuperare l'apprendimento e la memoria perché per definizioni quelli appartengono a una sfera che si chiama plasticità dei neuroni, per cui per apprendere devi essere plastico e allora ancora ci puoi fare qualcosa da adulto. Per gli altri stiamo dando invece il farmaco prima, perché probabilmente quelli dipendono proprio da come si fanno i circuiti durante lo sviluppo e quindi si deve intervenire prima. Quindi E quindi per darlo prima poi si possono avere effetti a lungo sarebbe un termine. farmaco che se eventualmente, come ci auguriamo tutto, Sì. possa funzionare, quindi per la preadolescenza. Allora, bumetanide al bambino Gesù lo stiamo dando in ragazzini da 14 a 18, anche per, insomma, perché comunque tutte le volte che interferisci con le traiettorie di neurosviluppo deve andarlo, insomma, piano piano. Quando nei grandi fa bene, non fa male, allora poi si va sempre più piccoli. Quindi idealmente, ovviamente, prima lo dai meglio è, però devi stare attentissimo perché gli effetti a lungo termine buoni li vogliamo tutti, però c'è il pericolo di quelli cattivi, per cui bisogna arrivarci proprio piano. Sicuramente complicatissima, però si è aperta una porta. Sì, si è aperta una porta. Si sta aprendo una porta. Speriamo che porti a un buon sì. risultato. E ancora complimenti. Grazie, grazie. È proprio su questo bicchiere. Altre domande? Posso fare una Ho pensato domanda? estendere lo studio all'autismo. Esattamente, questa è un po' la scelta che sta facendo IAMA, perché sostanzialmente il punto è questo, che in autismo bumetanide è stata usata in 8 diversi studi clinici di fase 2 dando risultati positivi, quindi diciamo che lì c'è stato un de-risking pesante. Poi in fase 3 hanno fallito, ma probabilmente è un problema di dose. E quindi in IAMA cioè c'è un po' la tendenza ad andare su autismo, mentre si aspetta che il fase 2 di bumetanide dia risultati positivi. Il punto è che sostanzialmente bisogna stare attentissimi appunto sia alla sicurezza e quindi bumetanide in autismo è stato testato tantissimo, quindi il target anche NKCC1 si sa è sicuro e quindi bisogna andare lì. In più bisogna stare attenti a non fallire, quindi bisogna trovare la prima volta non bisogna fallire perché se un farmaco fallisce alla prima indicazione, cioè ciao IAMA, ciao a tutti, chiuso. E quindi si va su un'indicazione che appunto è quella che è più sicura a tutela dei pazienti e poi più sicura a tutela di tutto l'enterprise che è stato messo su. Certo. Perché se la prima indicazione funziona e fallisce la seconda è ok, ma se la prima funziona, cioè chiudiamo tutto, fine, stop. Che è un po' il problema di tantissimi farmaci che probabilmente funzionerebbero pure, però una volta che funziona la prima indicazione, non funziona la prima, chiuso. A parte i problemi di applicazione di queste molecole, noi sappiamo nei mammiferi il periodo post-natale, ma immediatamente dopo la nascita, per un certo periodo, nell'uomo il sistema nervoso centrale si matura, diciamo. Sì. E Darwin in quel periodo ha delle difficoltà. Allora, certo. Allora, nel migliore dei mondi possibili, ovviamente sarebbe l'ideale, perché praticamente, in realtà alcuni esperimenti noi sugli animali stiamo facendo, perché praticamente tu intercetti proprio la traiettoria dello sviluppo e quindi lo correggi. Il problema è che appunto gli effetti negativi non li puoi sapere e quindi eticamente bisogna starci attenti. Quindi quello che si sceglie di fare, ma non solo noi in generale nella farma, è arrivarci piano piano. Di solito tutti i farmaci vengono prima testati su adulti e poi piano piano. Sì, per bocca. Lì siamo stati fortunati perché
cioè ci vuole un sacco di fortuna, però praticamente abbiamo scoperto che dato iniettato aveva un'emivita molto molto breve, quindi stava poco nel circolo, e per una fortuna, boh, non lo so, che viene da dove, dato oralmente entra nel circolo enteropatico e quindi sta in circolo molto più tempo, che è stato fortuna. Quindi non viene degradato E ci rapidamente, mette molto più ci tempo. mette di più. Ci mette molto più tempo. Bene. Sì. Grazie. Chiedo scusa, molto interessante, grazie mille. Io avevo già sentito gli studi mi occupo anche di autismo, e avevo già sentito gli studi del dottor Benari, e infatti da quando ha iniziato, non so come dire, aspettavo il momento in cui aveva data la connessione, e mi chiedevo, mi conferma che in nessuno dei due casi, cioè non è ancora presente, non è stato ancora applicato, come dire, un farmaco con questi principi, o c'è già qualcosa, diciamo, in commercio? No, in commercio no. È stato fatto appunto bumetanide in questi 8 studi clinici partiti da Benarri, che è stato chiaramente il pioniere di questa cosa qua. Tutti in diversi gruppi, tutti risultati positivi. Quando si è fatti i 2 fase 3 sono stati negativi, però e questo adesso non l'ho raccontato, però noi eravamo a tanto così da essere finanziati. Quando sono falliti fase 3 ci hanno detto no, basta, ciao, fine. Poi in realtà studiando a fondo i fase 3 ci siamo accorti cioè che c'erano proprio un po' di problemi nel disegno, perché i fase 2 avevano indicato che c'erano 3 dosaggi, fai conto 0,5, 1 e 2, e che i risultati migliori erano a 2. Poi però il fase 3 l'hanno fatto a 0,5 e io allora ho chiesto, scusate, ma perché? Perché apparentemente mi hanno spiegato che nei fasi 3, siccome alla fine il messaggio deve essere quanto è utile per la popolazione, anche le persone che escono dal trial rientrano nel conteggio degli effetti, e quindi con bumetanide nei fase 2 un sacco di persone alla dose più alta erano uscite ma non contavano e si vedeva solo l'effetto. In fase 3 sarebbero state contate e quindi non sono andate con la dose numero 2, ma sono andate con la 0,5 e hanno perso l'effetto. Però un farmaco non diuretico ti dovrebbe permettere di andare con la dose alta in fase 3. Questa è l'idea. Cioè, diciamo che il principio c'è tutto, ma c'è stato quel Esatto, problemino lì che ha fatto abbassare il dosaggio. Almeno io così ho detto, Vabbè, così credo e così ho detto agli investitori. Basteranno altri 5-10 anni. Tipo una roba così. E avrei un'altra domanda rapidissima, che è questa. Ci piacerebbe, 10 più probabile. Ero curioso di capire com'è quantificata in senso oggettivo lo stato di ansia negli esperimenti su topi. Ah sì, beh, cioè, sono esperimenti abbastanza standard, ce ne sono parecchi, però te ne dico uno. Ci prendi un topo, lo si mette in un'arena completamente vuota e il tempo che il topo passa attaccato alla parete, che è la zona più sicura, è inversamente proporzionale, no, è direttamente proporzionale all'ansia che ha. Se il topo sta al centro, invece è un topo coraggioso e senza ansia. Se gli dai le benzodiazepine, sta più al centro. Se non gliele dai, sta più... Sì, si tiene attaccato alle pareti, ma anche io lo farei. Cioè. Beh, sì, più o meno. Bene, bene. Bene, estremamente interessante. Comunque il tuo è un esempio, uno dei tanti fortunatamente esempi di ricerca di base che poi è stata traslata appunto nella parte applicativa. Noi ci auguriamo che la tua ricerca nei prossimi anni riesca ad arrivare a ulteriori risultati, quindi ti aspettiamo 4 anni. Va bene, perfetto. A fare la rendicontazione delle ricerche. Sì. Ci ricorderemo perché la conferenza è registrata e quindi andremo a verificare. Esatto. Comunque, al di là di questo... Esatto. Comunque, al di là di questo, complimenti. Grazie del tuo intervento. Ti ricordo che poi riceverai una lettera dalla dottoressa Bibolini che ti chiederà di scrivere un articolo per gli atti. Avrai un po' di tempo comunque per poter scrivere. Grazie mille, grazie a voi tutti per la vostra presenza. La prossima diapositiva, la prossima conferenza sarà giovedì 26 settembre, Saverio Russo, chimico e accademico, che parlerà di
perché le costruzioni degli antichi romani sono durate così a lungo, svelato finalmente il mistero. Grazie e arrivederci.